Questo film è vietato ai minori di 100 anni. Zumballa, zumballa, faccia zumballa, Padre Gabbiano, la città è invasa dagli zombie. Quando l'inverno non li potrà più contenere, allora i morti ritorneranno a vivere. Commissario, mi avete chiamato? Sì, ti ho mandato a chiamare perché abbiamo ragione di credere che il pericolosissimo latitante Robert si sia nascosto nella foresta amazzonica e si faccia chiamare Padre Gabbiano. Vai e non fallire la tua missione. Ok. Vado. Non mezzi che sta droga, sti guaglioni roccia, stanno diventando tanto azzurri. Dove mi pronto va io cuore che non tiene più pietà, per un sogno la 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 bum 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 la 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 Oh! Ah, segnato! Ah, che ha segnato? Maradona! Arata io, Giappone! Ah, già in Brasile! Ma belle, è arrivata di questa cazzo, sta rubrica! Hanno fatto un biglietto! Mi fanno ci sente la partita, mi fanno! Ma Caterina! Aspettate! Aspettate, non mi chiudo la rancia! Stiamo bene! E che dormite, che schiavo! Aspettate, voglio la partita! La signora Maradona! A una cazzata io, Giappone! Ah, già in Brasile! Un Brasile! Datemi un biglietto! Ecco qua! Ma Caterina! Oh, ma trovo lì! Ma che mi ha dato? Un cagnolino, tratami un bello sacchetto! Riga, Ayat e chi si capisce a boate? Scostumato! Ma che sono piatto! No! Non mi sto dicendo il giorno! Volevo sapere, ha già pagato un biglietto da Jeep? Cazzo da la trippa! Io devo restare un pericoloso latitante. Sei più da bar, poverino! Sei più da bar! Stammi bene! Fatto tanto per me crescere questa bar! Stammi bene! Cazzo da a che tenete la manda! Ah già vedi? Dai, che ne fa? Alla manda, alla numero 2! Ya, Stammi bene, ha dovuto un biglietto. Cadere, lo sa che? Andiamo a giocare, lo sa che? Dica chi
Ayat, e chi si capisce a buono? Allora, so già. Senti, pigliano un biglietto e chiamo in Brasile, Quanto faccerà? sono 250 euro e un centesimo. 250 e te grada 250. Andiamo in Brasile, Loris! a divertire, a un altro Brasile. Dai, pari tu stesso bigliettaro o teatro famoso. C'è 350. Ah, vedete la faccia conosciuta. Ma perché facci dei cazzo vostri? Oggi No, bagliato non è voglio fare, ma te lo resto. ma qualuri, un braccio, avanti. C'è un brasiliano. Ma non accorta che non fanno il brasiliano così freddi, però ti dite sempre la faccia conosciuta. quando venite un brasiliano Va. Ispettore, venite con me, vi porto nei miei laboratori segreti. Zero. No? Soprattutto lei. Sì. Qui è concentrato il meglio della scienza. Ho concentrato tutti i piranha feroci, i miei anni e anni di studio. Marco? Professor Gabbiano, ma cosa sono queste vasche? In queste vasche sto allevando dei piranha atomici. Sono stato morsicato dai ragni. Ma tu stai trasformando? Ma tu stai diventando uno zombie? Ma tu sei diventato il capo degli zombie! Franchigno, il capo degli zombie! Sono diventato il capo degli zombie. Oddio, no, guarda me diventando uno zombie. Non pensavo che era successo! Ti dai un bello guaglio! Vedi che pintato! Un zombie. Ah, non so! Non so che non lo trovavo! Si giovane oggi sono incontentato! Ma non come va tu? Mi è diventato pure un poco, no? Ma sotto sta sempre tutto. E allora, chi sa scusa da chi non può rumare un neccia qui? Che va a fare un giro? Che va a Marzolini? Pronto? Ditemi. Sono il professore Faccia di Ricotten. Faccia di Ricotten dalla Germania. Chiamo dalla Germania. Ditemi, professor Faccia, io sono il professor Gabbiano. Anche qua stanno arrivando gli zombie. Come faccio per fermarli? Gli zombie feroci. C'è solo un sistema per fermare gli zombie feroci. Ci vogliono le pallottole di stronzio. Una pallottola di stronzio in testa. Solo in questo modo possiamo fermare gli zombie. Voi ce l'avete lo stronzio? Anch'io mi sto trasformando in zombie. Che sta succedendo, professor Faccia di Ricotten? Che vi sta succedendo, professor Faccia di Ricotten? Professor Faccia di Ricotten? Patate, chi sta giocando zombie? Ma pare poco. Ma questo è un zombie gay! Ma questa è una brutta trasformazione! Questo è uno zombie riccione! È lo zombie Ricotten! Ma lei chi è? Chi siete? I zombie Ricotten! Zombie Ricotten? Ma siete un pocorille manaten! Sono i zombie Ricchionen! Il zombie riccione! Oddio! Una nuova epidemia si sta svolgendo per il mondo! Gli zombie riccionen! Un zombie riccione! Oddio! Gli zombie riccionen! Gli zombie riccionen! Padre Gabbia, la città è invasa da riccioni. Uè, che vuoi fare, figlio mio? Quando l'arcichè non li potrà più contenere, allora i froci
ritorneranno a vivere. Musica.